Continuando il nostro discorso con i pilastri di quel che è il consorzio dei produttori di Merlara, abbiamo il Deus ex machina, ovvero il presidente, quello che mi pare di capire continua a portare avanti con molto onore il vessillo di Merlara. Credo che portare avanti il vessillo di Merlara non sia un fardello pesante, perché credo portare avanti questo percorso che abbiamo iniziato 10 anni fa e che sta dando grossi risultati alla nostra zona. Anche perché il territorio del Montagnanese, dove il consorzio opera, oltre alla parte del territorio che c'è nel Veronese, è un territorio molto importante sotto l'aspetto culturale, perché Montagnana credo che sia un qualcosa di unico a livello mondiale. Ma per quanto riguarda il discorso viticoltura, è una viticoltura che risale nel tempo e appunto noi abbiamo valorizzato quei vini che erano dimenticati per il nostro territorio e dimenticati anche a livello nazionale. Lei ha parlato di frequentazione con il territorio veronese, il suo accento tradisce un po' di quella terra, se vogliamo. Come siete riusciti a far convivere le tante piccole realtà in un'unica grande realtà, superando anche, se vogliamo, quelli che sappiamo essere piccoli confini, piccoli fossi fra un podere e un altro? Io sono un veronese, però mia mamma era padovana, era di Merlara, dunque le mie origini sono del territorio. Poi ormai credo che nella globalizzazione, nel mercato mondiale, non bisogna più guardare il confine, perché i confini non esistono e proprio questa è la nostra forza. Noi ci siamo aggregati ultimamente con realtà molto importanti e abbiamo costituito, credo, il secondo polo a livello nazionale della viticoltura. Quali i prossimi passi nel futuro? Credo i passi di futuro siano quelli di consolidare le cose che abbiamo messo in cantiere in questi 4-5 anni, perché adesso dobbiamo anche un attimino fermarci per consolidare. I numeri sono dalla nostra parte, i soci stanno investendo in maniera massiccia in rinnovamento e in aumento di quote e di vigneti, dunque noi dobbiamo consolidare le nostre posizioni. Poi abbiamo progetti ancora molto più ampi, ma al momento dobbiamo consolidare quelle che sono le cose messe in cantiere in questi 3-4 anni. Quindi grandi strategie a piccoli passi e con la coscienza di quel che si fa. Certo, perché adesso oltre agli investimenti che abbiamo fatto nelle nostre aziende, stiamo investendo nella nostra cantina di trasformazione, che è quella di Merlara, la stiamo rifacendo praticamente, dunque dobbiamo fare anche degli investimenti con criterio, dando sempre le risposte agli agricoltori che si stanno attendendo da anni.